Buonasera, l'ospite di questo nostro approfondimento settimanale politico è l'ingegnere Pasquale Amato, probabile candidato a sindaco del comune di Palma di Montechiaro. Grazie dottor ingegnere Amato per aver accolto il nostro invito e per averci dato la sua disponibilità. Allora, abbiamo letto in questi giorni che c'è una forte probabilità, anzi quasi certa, poi lei ce la confermerà o meno, di una sua probabile candidatura a sindaco di Palma di Montechiaro. Ricordiamo che a Palma di Montechiaro sarà tra i 17 comuni della provincia di Agrigento dove si andrà a votare per scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. Allora, cosa c'è di vero? No, c'è di vero che la candidatura in realtà esiste, c'è stata una quasi esigenza, una chiamata un po' all'impegno localmente, perché purtroppo il precedente mandato è finito ingloriosamente con le vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'intero Palazzo degli Scolopi, sia nella parte strutturale, gli uffici, sia nella parte amministrativa. Questo ha richiesto, diciamo, una partecipazione all'impegno che forse neanche era più pensata, però ci troviamo di fronte a una necessità. Da una parte una città in crisi, coinvolta in una crisi di più vasto raggio, e dall'altra purtroppo questa crisi accentuata dalle esasperazioni giudiziarie che l'hanno coinvolta. E quindi un po' è la chiamata alle armi, a correre per vedere di riprendere le redini di questa città e rimetterla in carreggiata verso una vita più serena e più civile. Tutto questo ha fatto sì di anche fare un'introspezione dentro noi stessi e quindi capire cosa andava superato per aprire al dialogo più ampio e più qualificato. Questo ci ha suggerito di evitare ogni sorta di forma egemonica, quindi di partiti. Noi siamo partiti con liste civiche aperte concretamente al confronto ed è stato un confronto, diciamo, ad ampio raggio, vissuto un po' anche con le aree di centrodestra, che fossero moderate e che comunque fossero connotate da un dato specifico. Si tratta di formazione o liste civiche completamente distaccate o antagoniste all'esperienza precedente Bonfanti. Quindi noi abbiamo un po' messo nelle premesse alcuni punti cardini. Uno fondamentale: pulizia dei candidati. Una pulizia che diventa una necessità, perché dopo le attenzioni giudiziarie che ci sono state, è chiaro che l'indomani di questa elezione dovrebbe prefigurare un buon governo della città, di gente presentabilissima, rassicurante sia alla città, ma diciamo anche all'attenzione giudiziaria, ma non per renderla strumentale l'aspetto, ma per poter lavorare serenamente. E tutto questo implica, diciamo, un'attenzione della politica, diciamo, negli ultimi anni nuova, perché forse 30 anni fa la politica era capace di guardare dentro se stessa e giudicarsi, oggi non lo era più. Noi questo sforzo lo abbiamo fatto. L'abbiamo fatto senza guardare a barriere ideologiche, ci siamo guardati un po' negli occhi e abbiamo lavorato per questa coalizione, una coalizione, diciamo, di centro sostanzialmente, poi alla fine diventerà, perché va dalla sinistra alla stessa PDL, ma non per scimmiottare l'ipotesi romana. Oggi assume questa dimensione perché è successo quello che è successo pure a Roma, però noi questo lavoro l'avevamo iniziato circa un mese e mezzo fa. Non si tratta di un inciucio, perché per noi l'inciucio a Palma di Montechiaro è, oggi come oggi, in realtà l'accomunare lo slogan del rinnovamento e mettere in lista soggetti discutibili. Quello sì che è inciucio, perché altro che rinnovamento. Tu vai a mischiare un po' tutto ciò che ha fatto male a Palma di Montechiaro e l'inganno del rinnovamento, che sono noi lì per lì invece ci stiamo spogliando dai disegni egemonici, cercando di confrontarci e dare il meglio che la città possa esprimere. Quindi c'è questo impegno, c'è la candidatura. La ricordo quando lei era consigliere provinciale del DS alla provincia, esatto, e vedo che nonostante sia passato qualche anno la verve della comunicazione politica non le manca, ce l'aveva allora e ce l'ha tuttora. Questo mi fa piacere perché vuol dire che dentro di lei ci sono delle spinte chiaramente che la portano. Rimpiango un po', mi devono scusare le nuove generazioni, rimpiango un po' quello che oggi manca. Forse anche gli antagonisti miei, che erano i democristiani di una volta, crescevano anche nelle sacrestie, ma si definiva bene il valore morale, come perseguirlo, come inseguirlo per raggiungerlo. C'era una gavetta, c'era una formazione. Oggi invece purtroppo assistiamo a una corsa ad occupare l'aula consiliare con una inconsapevolezza. Guardi, di ieri la notizia, e la sto approfondendo, che a Palma di Montechiaro è stata
da un'amministrazione che aveva tolto pure la possibilità, che vedevo dire, pure dei biglietti per la scuola dell'obbligo, del trasporto pubblico dei ragazzi, aveva messo in crisi anche questo. Bene, questa stessa amministrazione aveva fissato l'IMU più alta d'Italia e oggi ci stiamo trovando con le casse comunali che stanno incassando più di 1 milione di quello che era necessario per bilanciare, purtroppo mettendo in una situazione di difficoltà per gli anni futuri Palma, perché quando lo Stato incasserà la risposta che Palma è capace di introitare questi numeri, non è che si penserà che è stato un momento eccezionale, si pensa che Palma è capace, a quel punto le rimesse per la città saranno più basse. Allora che significa? Qui non si può giocare, non si può giocare né sulla questione legale e morale a Palma di Montechiaro, perché è un'esigenza per riprendere la città, né tantomeno con l'ignoranza e l'incompetenza. Sono 2 danni che purtroppo non si sposano bene con l'ambizione di guidare gli interessi di 25.000 abitanti o di giovani che scappano da Palma. Qui la richiesta, diciamo, ormai dovrebbero sentirla tutti i cittadini, viste le risposte ottenute dall'amministrazione che era contro, si diceva allora, gli allittrati. Ma secondo lei sarà capita questa alleanza? Dobbiamo farla capire dal popolo? Dobbiamo farla capire per un semplice fatto. Io credo che dovrebbe essere più che una nostra esigenza di farla capire, dovrebbe essere un'esigenza della città di aspirare ad avere una guida in grado di spogliarsi dagli interessi di bottega e guardare alla città. Dovrebbe essere la città a chiederlo, non soltanto la classe politica ad offrirlo. Poi chiaramente noi, il nostro desiderio è questo qui, ma poi ci confronteremo, la città potrà vagliare chi ha proposte, chi non ha proposte, chi ha solo ambizioni soggettive o chi ha un disegno per riprendere la vita civile a Palma. Allora, ci sono 2 liste civiche, una che si chiama Palma con riferimento al centro-sinistra e un'altra Ricostruiamo Palma che dovrebbe essere, insomma, orientamento PDL centrodestra, no? No, le dico, direttore, la lista mia più precisamente si chiama prima di tutto Palma. Palma, ecco, Palma. Sì. L'altra è invece un'area molto vicina all'onorevole Di Mauro, cioè MPA sostanzialmente, che ha voluto non dare il primato all'appartenenza, diciamo, di bandiera, ma il primato all'impegno per la nostra comunità, e la terza lista trova origine nella PDL. Ricostruiamo Palma, giusto? Dico? Ricostruiamo Palma e MPA. Ah, Ricostruiamo Palma e MPA, quindi la terza lista ancora il nome non si sa. Non si sa, ma l'origine è PDL. C'è una spaccatura all'interno del gruppo Di Mauro? Noi abbiamo io non so se si tratta di spaccatura, queste sono cose interne loro che non conosco bene. So che contestualmente a noi si muove un po' l'area del presidente Dorsi che va a sostenere un ex assessore di Bonfanti. Chiaramente lì noi abbiamo una preclusione, neanche ci parliamo. Quindi il presidente Dorsi, che appartiene come gruppo, sostiene quel gruppo che cerca di dare continuità, non è in linea con il suo leader che è dà Di Mauro. Continuità all'esperienza Bonfanti, questo è. Perfetto. Poi mi pare di aver letto che c'è pure un candidato 5 Stelle. C'è un candidato 5 candidato Stelle della destra che è e poi c'è un giovane, c'è il candidato Castellino che ha 2 simboli, che aveva come nelle sue liste c'è chi aveva proposto lui come vice sindaco di Bonfanti ed era assessore all'urbanistica quando, diciamo, sappiamo tutti un po' le vicende delle sanatorie e dello scandalo delle sanatorie che sono successe, anche se purtroppo continuiamo a bluffare sull'esigenza delle persone con slogan strani da capire, perché loro parlano di sviluppo e legalità, insomma è una cosa particolare. Ho capito. Senta, secondo lei il fenomeno 5 Stelle a Palma di Montechiaro nel debutto appunto comunale, no? Perché abbiamo visto già quello nazionale che è stato abbastanza, insomma, corposo, come potrà essere preso dalla gente? Secondo me c'è una buona presenza genuina. Chiaramente io sono un uomo che cerca soluzione ai problemi, non di individuare solo i problemi, però non posso negare che trattasi di figure pulite, belle presenze, e secondo me avranno un riscontro. Attenzione, qui il voto d'opinione passerà poco e niente, si tratta di elezioni comunali, forse ringraziando Dio la riforma del voto di genere aiuterà un po' a rimettere in circolo il voto anche di opinione, lo potenzierà, però sono sempre competizioni localistiche con influenza notevole dei familiari, legami, quindi io ritengo che loro dignitosamente saranno presenti con un certo risultato, probabilmente non sarà eclatante come è stato in precedenza, però
ritengo che la loro affermazione ce l'avranno. Signor Amato, ecco, in un momento così difficile, il Comune è diventato ormai la testa di ponte di tutta una serie di, anche perché dico, le province non ci saranno più, quindi i comuni si attestano nell'amministrazione del territorio. Ecco, in un momento così difficile dove si parla del taglio dell'IMU, chiaramente non si sa ancora i soldi che arriveranno, 1000 emergenze, i fondi che sono stati già tagliati per la terza o quarta volta dalle varie amministrazioni nazionali, ecco, dico, ma non è un po' da folli, tra virgolette, prendersi la briga di andare a amministrare un comune? Io penso che la politica richieda impegno sociale e quindi se tutte le cose potessero filare lisce, quale sarebbe il bisogno dell'impegno? Io ritengo che proprio in questi momenti bisogna cercare di fare il massimo sforzo per trovare soluzioni. E le soluzioni ce l'abbiamo nella manica, non ce l'abbiamo, non abbiamo un asso, però abbiamo una cosa certa nella mente, che da una parte, io ricordo per esperienza, lo ricorderò ai miei compaesani, Palma era un paese povero negli anni 60 e all'epoca c'era una famiglia di imprenditori di Palma, gente pulita, e aveva creato un richiamo estivo portando i migliori cantanti a Gaffe, e in quel periodo a Gaffe è stata area di dominio e di interessi di costruzione edilizie, di nisseni, gente di Canicattì. Tutto questo portò ricchezza. Allora cosa intendo dire con questo richiamo? Intendo dire che la giusta valorizzazione del territorio potrebbe essere un sistema per rendere appetibile, fruibile le nostre risorse. Tutto questo passa anche attraverso la riqualificazione della pubblica amministrazione. Cioè non è compatibile un'autorizzazione con parte mai, che non partono mai i lavori. Tutto questo contesto va creato con una managerialità e una competenza che chiaramente o la si ha o non la si può sognare. Questo è il meccanismo. E quindi io ritengo che bisogna fare lo sforzo. Abbiamo delle barriere competitive nel nostro territorio, non Palma soltanto, ma l'Italia intera, che è la presenza culturale e paesaggistica. Se abbiamo la grande capacità di svilupparle e attenzionarle, ricordiamoci che il Colosseo Roma ce l'ha, Tokyo non ce l'ha, quindi fin quando l'avremo potrà portare ricchezza. Ora, se questa visione nel piccolo riusciamo a portarla localmente, io dico che possiamo effettivamente riprendere le fila. Certo, vanno riprese anche una logica diversa. Il dipendente comunale non può essere il dipendente protetto, va rivisitato l'atteggiamento sulla produttività, sul lavoro, perché minori lavori si esternalizzeranno, minori costi dovrà subire la comunità, il perfezionamento di servizi, parlo per esempio della raccolta dei rifiuti. Noi abbiamo Palma di Montechiaro che conferisce con 5-6 mezzi grossi di trasporto verso Siculiana, con un tragitto che non... ma chi la paga? La pagano i cittadini. E allora andiamo a ritrattare la questione della raccolta differenziata, andiamo a ritrattare il sistema di trasporti, andiamo a rivedere la possibilità di rigenerare l'autorizzazione su Campobello Delicata per accorciare i trasporti, e tutto questo andrà a influire nelle tasche dei cittadini. Quindi c'è da lavorare con dignità, competenza e abnegazione, ecco, e amore per la città. I salienti che lei userà in questa campagna elettorale per catturare il voto, diciamo, magari dei tanti che sono indecisi, ecco, quale sarà? In particolare mi riferisco ai giovani, ecco, il problema dei giovani. Il problema dei giovani, innanzitutto bisogna pensare questo, che i giovani bisogna dargli il segnale che la buona amministrazione è fondamentale per garantire i servizi, primo aspetto. Seconda questione, farli sognare, ma non per ingannarli. Farli sognare significa poter disegnare sul territorio un nuovo approccio di gestione delle coste, un nuovo approccio dei beni culturali e fornirne la possibilità ai giovani di incominciare a crescere, avere la possibilità di pensare a imprenditoria. Vuol dire tenere la città pulita, vuol dire garantire l'acqua quotidianamente. Tutto questo permetterà a chi vuole ospitare nei bed and breakfast soggetti e quindi pensare anche al turismo, quindi dare speranza ai giovani. Terzo e fondamentale elemento in tutto questo, la legalità, perché non è uno slogan da purtroppo strumentalizzare, ma è fondamentale perché possano essere riconosciuti i diritti di cittadinanza a tutti. Sindaco, tra le emergenze di Palma c'è sempre stato l'abusivismo. Ecco, lei tra l'altro è anche un tecnico, quindi essendo ingegnere. Ecco, su questo campo come intenderà muoversi? È un campo minato e ci va una grande attenzione. È un richiamo però di impegno non soltanto locale, perché
si è rischiato in questa materia di farlo diventare soltanto un problema locale del sindaco pro tempore. In realtà l'abusivismo presente a Palma, è presente a Ribera, è presente a Mazara del Valle, è presente a Vittoria, e noi dobbiamo vedere un po' da una parte una sterzata di rivisitazione sulla possibilità di salvare il patrimonio. Dall'altra è chiara una cosa, che chi viola le norme e viola il territorio chiaramente fa un gesto che va in danno degli interessi della comunità, e quindi non è che ci sarà uno sposalizio fra questa amministrazione e chi continuerà a maltrattare il territorio. Lo difenderemo il territorio con tutti i mezzi e gli strumenti. Certo è che il patrimonio che abbiamo cercheremo di non dilapidarlo e distruggerlo, ma questo si deve sposare con la possibilità di difendere il territorio. Abbiamo parlato dei rifiuti, abbiamo parlato dei giovani, parliamo dell'acqua. Oggi sì, vedo che in diversi comuni, domenica scorsa a Favara, ad Agrigento lo sarà domani, c'è questa raccolta di firme contro Girgenti Acque, che poi insomma, gestisce il rapporto. Voi a Palma cosa pensate di fare per la gestione? Noi abbiamo avuto una grande fortuna. Palma ha avuto un grande sindaco che è stato Rosario Gallo, è stato uno dei promotori delle bandiere che hanno difeso l'acqua pubblica, fortunatamente. Ora è diventata pure legge, la legge 2 del 2013, certo, e questo mi aiuterà in un'eventuale sindacatura a continuare a difenderla, e questo a noi fortunatamente non ci coinvolge con la gestione privatizzata già in essere. Dall'altra però c'è da attenzionare un fatto: noi abbiamo la gestione diretta in economia, molto spesso è stata gestita un po' all'acqua di rose, nel senso che di volta in volta, quando c'era la rottura, si interveniva con l'intervento di somma urgenza. Questo spettacolo finirà. Entro 8 giorni dal mio insediamento l'ufficio idrico mi dovrà preparare la campagna di indagine su tutta la rete idrica locale, censimento di tutta la rete idrica, prevenire eventuali rotture, e gli interventi saranno fatti laddove sarà possibile in economia diretta e senza appaltucci. Nello stesso tempo far sì che il 30% dell'acqua che oggi si perde attraverso le condotte non si perda, e questo permetterà quell'obiettivo che le dicevo della pulizia della città e dell'acqua giorno per giorno, e dall'altra ridurre i costi per i cittadini, perché quel filtro lì dovrà far sì che l'abusivismo sarà combattuto. Mi dispiace, noi andiamo a fermare il programma tradizionalmente come una serie di sommatorie di fogli che porta il sindaco per la presentazione. Questa volta per noi è diventato patto dell'alleanza il programma, e quindi fra gli elementi da precisare c'è la non protezione di un'evasione che ha portato anche forza elettorale a chi l'ha saputo strumentalizzare negli anni. Però non si può convivere con l'evasione, né tantomeno con le protezioni di sacche di ruberie. Sull'IMU è stata molto a Palma? No, l'IMU purtroppo succede questo qui, che l'IMU i cittadini l'hanno pagata, le devo dire che andiamo con oltre 1 milione di euro incassati dal Comune rispetto alle esigenze per bilanciare finanziariamente il Comune, e questa è una cosa gravissima. Quindi è stato esemplare allora? È stato esemplare, cioè, ma dico, per martoriarsi con un'ipoteca mostruosa che ci stiamo mettendo in danno della città. Ecco, lei parlava di turismo, io dico che Palma appartiene, ricordiamo, al Parco Letterario Tommasi Lampedusa. Palma insomma è conosciuta, sì, per il Gattopardo. Sì. Ecco, lei come intenderà sfruttare al meglio questa risorsa che al momento sinceramente c'è stato un po' ai tempi di Rosario Gallo, certo, manifestazioni importanti, certo, a Palma, poi insomma, piovono libri, non dimentichiamo, piovono libri, insomma c'è stato un fermento. Poi ecco, secondo me è una risorsa che ancora è tutta da scoprire. Direttore, no, la cultura non può essere uno slogan, la cultura è riuscire a capire e un po' a leggere la nostra vita, la nostra storia. Quindi tutto ciò che sarà iniziativa per promuovere la cultura, questo sarà attenzionata a tutto campo dalla mia amministrazione. Dall'altra, utilizzare le risorse per far sì di sposare questo messaggio culturale anche con la promozione del territorio diventerà fondamentale. Immagini che io con dei collaboratori miei come liberi professionisti e cittadini, sì, a marzo abbiamo richiesto all'attuale commissario di fare la richiesta di partecipare a Borghe Marinare. Borghe Marinare è un'associazione di comuni
che vivono anche della possibilità, una di connessione in rete sul territorio, ma anche di promozione, e lo ha fatto da semplice cittadino. Immagine se potrò... È già da diversi anni che c'è. È già altrove però, altrove però. A Palma purtroppo c'erano altre cose a cui pensare, tipo le sanatorie. Sindaco, no, scusi lapsus, ingegnere, il rapporto con la regione, ecco, visto che la provincia mancherà, per cui non si sa poi come si gestirà questo voto, diciamo, da un punto di vista istituzionale, no? Ecco, quindi per forza di cose deve esserci un rapporto con la regione, ecco, o con altri enti. Lì come pensa di incidere fattivamente? Ma direttore, secondo me forse lì abbiamo un treno perso da 13-14 anni, non a Palma, un po' ovunque nelle nostre realtà. Il testo unico per la trasformazione degli enti locali l'abbiamo recepito soltanto ai fini di gestione forse del bilancio, ma non ci siamo resi conto che cambia la gestione del comune, e la gestione del comune non può vivere senza un nesso diretto con la regione e con lo Stato. L'esempio banale: se lei va in un hotel, in un albergo, anche ad Agrigento, che è una realtà straordinaria, perché la Valle dei Templi non è patrimonio comune a tutto il mondo, però non riesce lei a trovare possibilmente una brochure dove vengano indicati tutti gli appuntamenti turistici di animazione sul territorio. Ora, è compatibile questo con l'idea di fare turismo, di fare ricezione? Non è compatibile. Allora il mio caro assessore, che sarà nominato in quel caso, sarà un soggetto che, piaccia o non piaccia, dovrà correre, rapportarsi con la programmazione regionale, rapportarsi con la programmazione nazionale, e noi dobbiamo nel nostro piccolo andare a dare questo legame diretto fra le risorse, le iniziative che Stato e Regione mettono a disposizione per riqualificare la nostra attività. Questo vale per il turismo, ma vale per la sicurezza del territorio. Immagine i vincoli idrogeologici e il rischio di frane che ci sono. È tutta una logica che non può essere vista con la miopia localistica o dell'attesa del finanziamento. Questa è imbecillità pura che andava bene ai tempi precedenti la Bassanini. Oggi l'approccio deve essere cambiato, e quando le dicevo poco fa di guardare a tutto campo, a destra e a sinistra, le risorse più mature, significava proprio questo, cioè noi siamo in ritardo e dobbiamo cambiare la pubblica amministrazione. Ingegnere, si voterà con la doppia preferenza, secondo lei come inciderà questo? Sarà bellissimo, all'atto del voto? Per me è una cosa bellissima, perché garantirà la presenza del 33% di donne in Consiglio, e non me ne vogliate se affermo questo, ma ormai con la metà mi sono fatto pure delle convinzioni. La donna, a mio avviso, conserva una rigidità morale diversa dell'uomo, che ha purtroppo questa debolezza nell'uomo, ha portato anche la politica un po' a sciuparla nelle possibilità che ha offerto. Invece secondo me almeno l'influenza per i primi 5, 6, 7 anni di questa rivoluzione ne risentirà favorevolmente, ne risentiranno le comunità che la riceveranno. Come si reagirà? Secondo me le posso dire una cosa: io avevo difficoltà negli anni passati a candidare gente matura, io nelle mie liste ho ricevuto la richiesta, lo anticipo, del vicepresidente dell'Ordine degli Agronomi di Agrigento, la dottoressa Tita Vacca, e me la sarei sognata negli anni passati ad avere un professionista di tale taglio nelle liste comunali, ma non per me, ma perché è stato ormai appannaggio della corsa di ragazzini il Consiglio Comunale. Oggi questa possibilità viene data proprio con l'allargamento del voto alla donna, ma sicuramente. Senta, lei ha già pensato alla sua futura, insomma, compagine amministrativa? Le dico subito, ha dato già le dico subito, con molta serenità, un organigramma? La nostra amministrazione sarà frutto di un confronto fra tutti, e non sarà un spartiamoci il potere papà, è una cosa un po' diversa. Io l'unica questione che ho chiesto agli alleati, diciamo, ai componenti di questa coalizione è aspetta, desidero avere un'offerta di giovani per creare nuovi quadri dirigenti sulla società, ma per dare nuovo dinamismo, e poi sarà cura nostra dare pure modernità con l'appoggio e il sostegno della nostra esperienza, e quindi ad oggi un nome definito sostanzialmente non ce l'abbiamo, ma il percorso è tracciato. Ecco, quindi penso che sarà userà anche le quote rosa, no? Ma fuori di dubbio, io penso che la legge ha chiesto il 33%, io punterò al 50% della giunta donne, perché anzi forse sono qualcosa in più le donne sul territorio. Ci avviamo alla fine di questa nostra intervista.
una sua valutazione del momento politico nazionale che stiamo attraversando, con un PD, diciamo, spappolato, senza una guida, che si è dovuto, insomma, sposare con il PDL di Berlusconi che ha anche i suoi problemi chiaramente con la giustizia, Letta che deve tenere presente quella coalizione, deve cercare di tenerla unita. Vorrei, insomma, anche Direttore, lei ha ricordato poco fa le nostre interviste da consigliere provinciale, ero abbastanza appassionato, sanguigno, ma le ricordo che io dal febbraio 2009 mi sono incominciato a sentire talmente a disagio a stare all'interno dei partiti che, pur avendo continuato a votare e collocandomi sempre a sinistra, sono uscito fuori dai partiti, perché in realtà c'è un'atrofizzazione della democrazia, vuoi per questa legge elettorale, vuoi anche per quello che si è sviluppato nell'appiattimento dell'autoconservazione della classe politica dirigente. Quindi lo Stato di oggi più che altro lo leggo come una soluzione di bisogno, ma è chiaro che uno Stato non può essere governato con la logica del bisogno. Lo Stato ha bisogno di prospettiva e la prospettiva non può nascere attraverso giocare, tagliamo l'IMU o vediamo di allargare soltanto la cassa integrazione. Andava data una prospettiva diversa. E la prospettiva diversa il nostro territorio la offre. Non sono più le logiche antiche, una volta si giocava sulla svalutazione per dare liquidità in circolazione, oggi la logica è diversa, cioè il nostro territorio dobbiamo vederlo per valorizzare laddove noi siamo fortemente competitivi e vincenti, ed è la cultura ed è il paesaggio. Questa deve essere una politica che soltanto forze nuove, moderne, non arroccate nel controllo delle lobby della ricchezza del passato o dello sfruttamento della ricchezza del passato possono dare, ma le lobby nuove, cioè le nuove generazioni questo lo potranno fare. È fiducioso che ci dura 18 mesi, no, come io diceva penso Letta, che... o secondo lei? No, forse se ce la fa, si rompe prima la ce la fa, ma non ha senso e non penso che reggerà. Debole, insomma. Come ha detto qualcuno in Germania, è un governo debole. Non reggerà. Bene, ringraziamo l'ingegner Pasquale Amato, Grazie. Futuro candidato alle elezioni del comune di Palma Montechiaro, che ricordiamo è uno dei 17 comuni dove si vota in provincia di Agrigento il 9 e 10 giugno. Grazie per aver accettato il nostro invito, per avere, anche se in linee sintetiche, esposto il suo programma. Ringraziamo sempre i nostri telespettatori, ricordo TVA sia in streaming su internet, che potete vedere i nostri programmi, oppure LCN 92 in tutta la Sicilia. Grazie e buonasera. Grazie, buonasera.